Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. 54 anni di Campo San Piero, la donna era scivolata e ruzzolata tra gli alberi per una ventina di metri dalla cima del Monte Baldo tra Vittorio Veneto e Rivine Lago. L'allarme è scattato poco dopo le 8 del mattino. La 54enne aveva partecipato con altre persone a un'escursione naturalistica notturna e si trovava sotto la croce del monte quando è scivolata. Scattato l'allarme, una squadra del soccorso alpino delle Prealpi trevigiane ha raggiunto la donna che aveva fermato la sua caduta in una forcelletta. Sul posto, con 30 metri di verricello, sono stati quindi sbarcati equip medica e tecnico di elisoccorso che hanno provveduto a prestare le prime cure urgenti viste le gravi condizioni per i numerosi traumi subiti nella caduta. Stabilizzata e imbarellata, l'escursionista è stata poi spostata in una zona aperta per agevolare il recupero, avvenuto sempre tramite il verricello. È stata trasportata all'ospedale di Treviso dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche un'ambulanza e i carabinieri.